Acqua, fuoco, navigli fiabeschi. Dal buio affiorano le sagome della basilica e del ponte di Rialto, ma anche un robot. Incantato e fantascientifico, il racconto di Luce rimanda ad altri già lontani carnevali di Venezia. Il primo, inatteso corteo notturno sul canale di Cannaregio, la rievocazione coinvolgente proprio qui all'Arsenale della battaglia di Lepanto contro la flotta ottomana. Ricorda il futuro, il tema di questa edizione, perché prova a guardare oltre il contagio che ancora impone strategie di adattamento e forse, per necessità, sta modellando la formula antica e nuova delle prossime. Niente moltiplicazione di eventi di massa, ma una festa diffusa, più agile. L'impegno ad ogni modo è grande qui. 9 serate, 18 spettacoli. Alla regia di Anton Bonura, con la sua opera Fiamma, e poi ci sono Viorica per le fontane e antica proietteria per quanto riguarda le proiezioni. Quindi è uno spettacolo molto complicato e molto bello. Con questo carnevale insomma dimostriamo che può essere un luogo adatto agli eventi, ai grandi eventi della città. Possiamo sperare che sia accessibile sempre alla città? Assolutamente sì, è di tutta Venezia e di tutti i veneziani l'Arsenale. Ci conta la rete di associazioni Forum Futuro Arsenale, mentre si ridiscute l'uso di parte dell'area assegnata al comune 10 anni fa. L'immenso cantiere navale della Serenissima non sia solo scenario d'occasione, ma trovi spazi anche per dire cos'era, per vivere ogni giorno.